Dopo la fugace quanto abbagliante apparizione di Martin Scorsese, riprende a ciclo continuo il set chioggiotto di We Are Who We Are, il telefilm diretto dal regista Luca Guadagnino che sarà mandato in onda in tutto il mondo dalle reti del circuito internazionale HBO. Le riprese cittadine andranno avanti almeno fino al 25 settembre, salvo maltempo che potrebbe prolungarle. Negli ultimi giorni hanno interessato la parte di Vigo, dove è stato riallestito il Palio della Marcigliana con particolare illuminazione della piazzetta. Oggi stesso le comparse locali, circa 500 in tutto, sono state convocate alle ore 17:15 all'Auditorium San Nicolò per il ritrovo. È facile prevedere che gli shot andranno avanti fino a notte, ovviamente meteo permettendo. Attorno al set e ai due capi dell'imbarcadero e di Corso del Popolo, i solerti steward della troupe controllano che nessuno voglia filmare per suo conto ciò che sta succedendo in scena, per non sciupare l'esclusiva del dietro le quinte e lo stesso consorzio produttore. Intanto è notizia che nel mese di ottobre un'altra pellicola verrà girata nel territorio clodiense. Una sperabile manna dal cielo secondo alcuni, in realtà l'atto finale di un lavoro vero e proprio che determina programmi di spesa, disponibilità ricettiva e l'istituzione di una film commission come si deve per battere il mercato e catturare occasioni in svincolo dall'oberata Venezia. Il vantaggio per la città si riverbera sotto forma di presenze, fama e voglia di visitare i luoghi di celluloide, opportunamente pedonalizzati, come è avvenuto per il boom della Puglia dopo Beautiful o delle colline toscane immortalate da Pieraccioni. Non si possono fare né foto né video, se sta riprendendo me la Denuncia. È avvenuto stamane, dalla bocca di porto del Lido fino ai cantieri dell'impresa Chioggiotta Ivano Boscolo Bielo nel canale della Scomenzera a Venezia, il recupero dello scafo offshore che ieri sera attorno alle ore 21 ha impattato contro la diga lunata a protezione delle opere del Mose, causando la morte di 3 persone a bordo e il ferimento di un quarto. L'imbarcazione proveniva da Monte Carlo, da dove era partita ieri mattina alle 9 per cercare il record sulla tratta tra il Principato e Venezia. A poche centinaia di metri dalla riva l'impatto con la lunata, che ha scavalcato, sbalzando gli occupanti fino dall'altra parte, mentre a terra i cronometristi erano già pronti a rilevare la prestazione. Lo schianto è stato fatale a Fabio Buzzi, 76 anni, pioniere della motonautica italiana, sviluppatore di tanti progetti innovativi con la sua FB Design. Assieme a lui hanno perso la vita Luca Nicolini e l'olandese Eric Horn, mentre Mario Invernizzi, che pure è stato scaraventato sugli scogli, è rimasto gravemente ferito ma non in pericolo di vita. In una seconda imbarcazione al seguito stava il genero di Buzzi, Roberto Rizzo, oltre a Marco Tassara e all'inglese John Ryan, inizialmente annoverato tra le vittime. Dall'esatto rilievo dell'urto sullo scafo e dalle modalità con cui si è storta l'elica, le indagini stabiliranno la causa dell'impatto. Nell'ambiente non si esclude un errore di calcolo e di misurazione, nonostante i navigatori fossero esperti sia a vista che con sistema GPS, che lo stesso Buzzi aveva perfezionato e praticato in occasione dei numerosi raid fluviali Pavia-Venezia. I servizi sociali del comune di Chioggia assicurano che non c'è alcun ritardo nei tempi di liquidazione del contributo regionale a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio, cioè gli ex assegni di cura. Le impegnative vengono erogate dai servizi sociali dopo aver ricevuto le liste dei beneficiari da parte della Regione del Veneto per il periodo aprile-giugno, pubblicate dalla Regione a fine luglio. Successivamente la Regione ha trasferito i soldi dei beneficiari rientrati in graduatoria al comune di Chioggia, che li ha incassati solo dopo la metà di agosto. Si tratta di numeri rilevanti, quasi 357.000 euro assegnati per 558 famiglie beneficiarie del contributo B e 96.400 euro assegnati per 84 famiglie beneficiarie del contributo M. Prima della liquidazione, nella lista dei beneficiari si devono effettuare i controlli previsti dalla norma vigente, che sono partiti immediatamente come di consueto.
Ad esempio, si devono verificare i beneficiari deceduti presenti sulle liste di pagamenti, in quanto se è venuto a mancare qualche beneficiario devono essere convocati tutti gli eredi per la compilazione della liberatoria e l'acquisizione delle attestazioni ISEE mancanti. Solo dopo aver effettuato tutti i controlli e aver raccolto la documentazione necessaria, il Comune può procedere alla liquidazione del contributo regionale a tutti i beneficiari che ne hanno diritto. I servizi sociali confermano quindi che la liquidazione sta avvenendo in modo sollecito e tempestivo, senza alcun ritardo. In questi giorni l'atto di liquidazione sarà inviato alla Ragioneria per il relativo mandato di pagamento agli aventi diritto, che è perfettamente in linea con tutte le liquidazioni già effettuate nei semestri precedenti. L'amministrazione prevede infatti che i contributi potranno essere accreditati sul conto corrente dei beneficiari entro la fine del mese di settembre, proprio come avvenuto l'anno scorso. È stata convocata per domani mattina, giovedì 19 settembre alle ore 10, la seduta della Sesta Commissione Finanze e Tesoro del Senato, presieduta dal leghista Alberto Bagnai, chiamata a dirimere la vertenza demaniale relativa alle case lungo la riva nord dell'Usenzo. Nel corso della sessione verranno audite informalmente le parti e segnatamente l'Agenzia del Demanio per procedere all'esame del disegno di legge numero 1149 che postula il trasferimento al Comune di dette aree. Si tratta della prima iniziativa in tal senso da quando è cambiata la maggioranza parlamentare che regge le sorti del governo. La Giunta regionale del Veneto ha disposto l'avvio della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica di 15 dei 50 interventi di soppressione dei passaggi a livello inseriti nel protocollo d'intesa sottoscritto nel novembre 2018 tra la Regione e Rete Ferroviaria Italiana. L'accordo, spiega l'assessora ai trasporti Elisa De Berti, impegna la Regione a sviluppare i progetti e a realizzare le successive opere di soppressione dei passaggi a livello in un arco temporale di 4 anni, mentre spetta a RFI finanziare integralmente i costi necessari alla progettazione e attuazione dei lavori, per un importo di 30 milioni di euro necessari per tutti i 50 interventi previsti. I passaggi a livello da eliminare sono stati individuati: 18 sulla tratta Verona-Rovigo, 5 sulla Rovigo-Chioggia, 11 sulla Mantova-Monselice, 4 sulla Verona-Modena, 3 sulla Vicenza-Schio, 1 sulla Vicenza-Treviso, 2 sulla Treviso-Calalzo, 1 sulla Treviso-Portogruaro, 5 sulla Bassano-Padova. In questi mesi, prosegue l'assessora, gli uffici della Regione, d'intesa con RFI, hanno incontrato le amministrazioni comunali interessate per condividere possibili soluzioni di collegamento viabile, conseguenti alla chiusura di passaggi a livello nei territori di propria competenza. Si procederà, come previsto dal protocollo d'intesa, con la sola realizzazione di viabilità di collegamento o di ricucitura di assi stradali esistenti, evitando di realizzare più costose opere di attraversamento delle linee ferroviarie come sottopassi o sovrappassi. La prima fase coinvolge appunto 15 passaggi a livello, tra cui quelli nel comune di Badia Polesine, lungo la tratta Rovigo-Verona, al chilometro 74 più 792 in via Masetti Bassi e al chilometro 76 più 90 in via Cavallo. Dopo aver raggiunto le intese con questi 8 comuni, conclude De Berti, la Regione sta approfondendo le migliori soluzioni per l'eliminazione dei passaggi a livello, assieme alle rimanenti 17 amministrazioni comunali interessate. Per quanto riguarda la tratta Rovigo-Chioggia, gli interventi agiranno in comune di Rovigo al chilometro 3,44, al comune di Adria al chilometro 21 e 296, in comune di Chioggia ai chilometri 44 e 415, 49 493, 54 684.